Rieccoci insieme, cari telespettatori, parliamo di agricoltura, è doveroso farlo, poi tra l'altro molti operatori del settore ci scrivono, ci sollecitano, ci pongono diverse questioni. Noi quindi abbiamo il piacere di riavere con noi, iniziamo prima collegati perché siamo collegati con Gian Michele Passarini, Presidente regionale CIA Veneto. Grazie di essere qui con noi, Presidente. Buongiorno, grazie a voi, ben ritrovati. E ben ritrovato fisicamente in carne e ossa Maurizio Antonini, ma diciamo che non ha mai disertato, è stato bravo e coraggioso, è sempre venuto qui da noi in studio, direttore CIA Padova, direttore CIA Veneto, ben arrivato anche a lei. Grazie a lei e salve a tutti i nostri telespettatori. E allora cominciamo con il Presidente, che tra l'altro lo ringraziamo per averci dedicato del tempo, perché si commentava un po' prima fuori onda, è super impegnato, perché Presidente con lo smart working non resta proprio tempo assolutamente a disposizione da una riunione all'altra, neanche modo di doversi spostare dalla sedia, no? Sì, diciamo che questa pandemia ci ha insegnato anche un modo diverso di relazionarci che probabilmente prima non consideravamo e che oggi invece ci ha dimostrato quanto si possa ottenere molto più lavoro anche utilizzando strumenti digitali che magari limitano la mobilità fisica ma ti permettono di essere interconnesso con il mondo in un batter d'occhio. Quindi ecco, se dobbiamo trovare un piccolo lato positivo rispetto a questa sciagura che ci è capitata, questo può essere uno di quelli. Ecco, e tra l'altro anche questo ha spinto molti anche dediti all'agricoltura che di solito magari non hanno il tempo neanche di stare su internet a scrivere, di scrivere, perché riceviamo diverse mail, cosa che in passato non succedeva. Allora, facciamo un po' il punto della situazione nel nostro Veneto. L'agricoltura ha sofferto, sta soffrendo, cosa riscontrate voi? Ma l'agricoltura, come tutti i settori, sta soffrendo perché di fatto il settore primario è interconnesso con tutto il sistema economico. Pensiamo a quello che vuol dire sistema agroalimentare all'interno della regione Veneto, l'Horeca, cioè tutta la parte del turismo, della ristorazione, degli alberghi, quindi con i nostri prodotti d'eccellenza, con i nostri vini, con la nostra ortofrutta, con le nostre specialità, le nostre DOP e DOC. Cosa vuol dire essersi fermati? È chiaro che l'agricoltura è entrata in difficoltà, abbiamo avuto la grande distribuzione che per una prima fase ha assorbito i colpi, però di fatto tutte quelle che erano le produzioni nostre ad alto valore, che erano legate anche all'export, piano piano stanno entrando in difficoltà. E quindi voglio dire, il rischio è che oggi noi ci troviamo a dover celebrare, oltre che diciamo purtroppo la mesta di partita di persone, di cari che sono andate a causa del coronavirus, il rischio è che dovremmo celebrare anche il funerale di qualche azienda che purtroppo non riuscirà più a stare sul mercato perché manca appunto questi presupposti per poter stare in piedi. Ecco, io faccio intervenire adesso il direttore Antonini. Direttore, sul Padovano ci sono, tra l'altro lei ha questa competenza tanto regionale quanto territoriale, padovana, provinciale. Ci sono differenze per territorio? Peraltro il Presidente Passarini è sul Veronese, no? Sì, beh, ma oggi il problema è sull'agricoltura in generale. Oggi l'agricoltura sta soffrendo moltissimo, l'ha detto bene il Presidente, e uno dei problemi che oggi ha l'agricoltura sono i canali Horeca, hotel, ristoranti, e che hanno subito una grande perdita. Lo spieghi bene perché? Perché tanti cittadini ci hanno detto, perché abbiamo già affrontato questo tema della crisi, lamentate l'agricoltura, ma l'agricoltura in che termini ne ha risentito? Non c'è stata nessuna catastrofe, niente, la gente ha comprato di più, tutti hanno speso di più, si sono dedicati anche a utilizzare i prodotti del territorio. Com'è possibile che l'agricoltura stia soffrendo? Il cittadino normale non riesce a spiegarsi questo, quindi le giro in qualche modo alcune osservazioni che ci sono pervenute. Beh, guardi, su questo dobbiamo fare molta chiarezza. Innanzitutto torno a dire che uno dei problemi che ha l'agricoltura, che ha tutto il settore primario, nel momento in cui si ferma un settore, e quindi anche il settore del turismo, il settore del bar, il settore dei ristoranti, quelli che oggi vendono vino, vendono formaggi freschi, vendono prodotti di grande qualità, si è fermato quel sistema e quindi paradossalmente vi è una riduzione anche della produzione di qualità. Ma dall'altra parte ci sono anche dei meccanismi che anche noi come CIA agricoltori italiani non ci spieghiamo. Oggi il settore lattiero, per dire,
sta soffrendo in maniera abnorme rispetto anche agli anni precedenti. Basti pensare che oggi il prezzo del latte viene pagato a 30 centesimi contro i 39 centesimi dell'anno scorso a stesso periodo, che vuol dire 30% in meno. Se andiamo avanti in questa situazione, le prime a soffrire saranno il settore lattiero-caseario, ma poi seguiranno anche gli altri settori. Il settore dei conigli, anche un settore importante, sta soffrendo, perde anche quel settore il 25%. Il settore dei suini sta perdendo anche il settore dei suini. I nostri allevamenti oggi da 1,70 € al chilo che venivano pagati il peso dei maiali e la vendita viene pagato 1,10 €. Quindi oggi interi settori dell'agricoltura stanno soffrendo in maniera particolare e anche noi non ce lo spieghiamo, perché se l'agricoltura, ma soprattutto gli agricoltori, vendono un prodotto di grande qualità, ma soprattutto vendono, ma dall'altra parte si ha anche un aumento dei consumi, basta vedere anche nella grande distribuzione si ha un aumento sia dei consumi, più 25%, ma sia anche del valore dei prezzi, l'abbiamo visto con gli ultimi dati ISMEA, più 3% sul valore dell'anno precedente. Non si capisce come mai per gli agricoltori invece c'è una riduzione anche del 30% del premio base, e quindi ecco, su questo dobbiamo sicuramente far chiarezza una volta per tutte per dare agli agricoltori quella possibilità di vivere oggi nel settore, vivere oggi in una situazione di grande difficoltà che tutto il settore sta soffrendo. Ecco, Presidente Passarini, com'è spiegabile questo fatto? Giustamente il direttore diceva per esempio il latte, alla fine nella grande distribuzione un'alta qualità 1,38 €, 1,40 €, ben che voglia, se non altro sicuramente 1 euro lo paghi, e qua invece i conti non tornano, cioè la catena produttiva, la filiera si trattiene un po' troppo, mi pare, rispetto a quello che arriva, che va al produttore. È gravissimo. Allora, il direttore è stato molto diplomatico, ma bisogna chiamare le cose per con i loro nomi. Se inizialmente abbiamo avuto una difficoltà per quanto riguardava sicuramente le contrazioni, ma anche l'assestamento che il lockdown e quindi il distanziamento, tutto il sistema di trasformazione che doveva essere rivisto, quindi con le catene da spostare quelli che erano indipendenti, dobbiamo dire che poi in realtà si è aggiunta anche una vera e propria speculazione. Noi abbiamo chiesto a gran voce ai tavoli regionali che venisse monitorato soprattutto nel settore del latte, perché è vero, la parte del fresco si era fermata, però avevamo chiesto che quella parte di latte ad alto valore, sano, salubre, una chicca nel sistema europeo, perché ci viene chiesto da ogni dove, venisse data una prevalenza, venisse data una sorta di protezione e si esortasse ad utilizzare il latte italiano. Devo dire che in parte è avvenuto perché è stata messa in piedi anche una sorta di controllo su quelle che erano le cellule presso l'Istituto Proprietario, quindi verificare se c'erano l'utilizzo di latte italiano piuttosto che di latte straniero. In realtà poi la questione dei prezzi è stata devastante. Allora qui noi ci dobbiamo rivolgere al cittadino non più per spiegare come stiamo producendo, perché ormai il prodotto italiano, il prodotto veneto in particolar modo, è un prodotto di super eccellenza. Dobbiamo cominciare a chiedere al cittadino che probabilmente si ribelli anche a questa politica del sottocosto, perché il sottocosto non lo fa la grande distribuzione, lo fa sempre il produttore. E questa è una politica che non può stare in piedi. Cosa vuol dire, Presidente, aspetti un secondo, cosa vuol dire che il cittadino si ribelli alla politica del sottocosto? Ci spieghi un attimo? Perché nel sottocosto non può esserci un elemento di trasparenza e di correttezza produttiva, perché se io faccio un esempio, mi costa un 39 centesimi produrre un litro di latte, fatto con tutti i criteri della sostenibilità, del rispetto del benessere animale. Nel momento in cui mi pagano 30 centesimi, probabilmente resisterò per un po', dopodiché chiuderò. Se continuiamo a trovare latte a prezzi non sostenibili, in quel latte lì bisogna capire cosa va. Certo. Sicuramente non può andare il latte italiano. E allora questo è il tema. Il tema è che occorre un patto nella filiera tra tutti, perché poi coloro che adesso perpetrano questa speculazione saranno gli stessi che nel momento in cui bisognerà attingere alle risorse che metteranno a disposizione lo Stato italiano, l'Europa, saranno quelli che allungheranno la mano. Allora io credo che in uno Stato, in un sistema corretto,
ognuno di noi deve spingere per quella parte. Oggi bisogna consumare italiano perché la necessità è quella di recuperare il valore perduto in casa nostra utilizzando i nostri prodotti. Ciò spesso non avviene. Allora è vero che noi non possiamo imporre per decreto ad un trasformatore piuttosto che ad un commerciante che vincolargli l'attività, però forse possiamo anche esortarlo, incentivarlo ad utilizzare più prodotti italiani anche attraverso poi quella che sarà la ripartizione dei contributi che arriveranno. Noi di questo ne siamo convinti. Ecco, però secondo me, certo, però secondo me il problema, adesso lo rivolgo un po' a entrambi questa osservazione, e anche se da consumatore, insomma, faccio questa osservazione, che ben volentieri tutti sono felici di consumare il prodotto italiano, il prodotto veneto, nostrano, chilometro zero, perché per la salute uno fa di tutto. Il problema è che poi se vai a comprarli dove li si vendono, i prezzi sono altissimi del prodotto italiano. Io penso, finché sei single, coppia, eccetera, oppure famiglie medio benestanti, non ci sono problemi, però tantissime famiglie con più figli hanno grosse difficoltà e ti dicono sì, il latte, facevo l'esempio, l'alta qualità italiana, nostrana, vicentina, che dir si voglia, dove ci sono le produzioni maggiori, veronese, io non posso permettermi 1,40 €, 1,50 € al litro, e quello è il prezzo che lo trova, e non è corretto perché dovrebbe essere molto meno e magari più soldi al produttore, ma il cittadino non può fare altro che scegliere, dire io compro quello che posso permettermi. È stato assurdo, ma siamo arrivati ai 3,50 €, 3,60 € delle mele al chilo segnalate dall'associazione dei consumatori, le mele del Trentino, cioè è vergognoso, prodotto italiano. E adesso vediamo i meloni, un'altra speculazione, le ciliegie, insomma sono prodotti del territorio però venduti, le ciliegie che sono arrivate a 8-9 €, impressionante, impressionante, e il contadino magari prende poco, io non lo so perché non... Ma cosa fai? Ma sicuramente il contadino va a una parte marginale. Allora, noi dobbiamo partire da un presupposto che le ripercussioni che abbiamo avuto con la pandemia, perché avevamo partito con ragionamento. Poi possiamo anche allargare la questione della possibilità del cittadino di acquistare i prodotti, diciamo, certificati, sostenibili, perché sicuramente deve spendere di più. Allora lì dobbiamo entrare anche nel tema di introdurre ricchezza nel cittadino. Questo è un discorso che molto probabilmente è ampio, si porta dietro retaggi del passato. Restando inerenti alla problematica del Covid, abbiamo assistito a una vera e propria speculazione. Non è pensabile che ci sia stato un aumento dei prezzi, ci sia stato un aumento della produzione e le nostre aziende sono a rischio chiusura. Perché vi ricordo che a rischio chiusura, questo è gravissimo. C'è una notizia? Non si sta in piedi, cioè oggi le nostre aziende sono tutte aziende che lavorano sul mercato, hanno un concetto di impresa, quindi l'impresa è assoggettata ad una legge, sono i costi e i ricavi, e se il bilancio, se il conto economico non sta in piedi, porti avanti un altro anno perché comunque tieni duro, perché ti togli del tuo, ma dopodiché devi calare le braghe, non riesci a stare in piedi, non dai un futuro. Chi prima aveva il figlio che lavorava all'interno di una strada per il quale aveva creato la possibilità di rimanere fermo sul territorio, oggi gli dice, e credetemi che è così perché l'ho vissuto, mi dice trovati da lavorare dall'altra parte perché non riusciamo a garantirti il futuro. Allora se questo deve essere il rapporto che dobbiamo avere in un sistema di commercio, un sistema Italia dove noi portiamo sulle tavole del prodotto sano, salubre, garantito, certificato, e poi di contropartita ci viene messo in mano un sasso, probabilmente allora il nostro destino sarà quello di far altro. Non abbiamo alternative. Ma stiamo parlando del settore primario. Sì. Il Covid ha accentuato questa situazione, cioè quello che era un male pregresso, perché l'agricoltura ha sempre sofferto di bassa marginalità, solo che prima in una situazione normale ci si riusciva un attimino ad arrangiare. Oggi invece abbiamo avuto una battuta d'arresto molto importante. Certo. Allora, il Presidente ha tirato fuori dei temi caldi, molto importanti. Adesso passo nuovamente la parola al direttore, però andiamo prima qualche secondo in pubblicità, quindi tra poco.